Porto Gruaro. Stavano lasciando l'appartamento in cui avevano trascorso le vacanze estive, poi la tragedia. A perdere la vita una 58enne tunisina che era in vacanza a Lignano col marito. Prima di lasciare la casa ha deciso di pulire i vetri, ma è precipitata dalla finestra dell'attico. Un volo di 20 metri. Subito il marito di 77 anni ha cercato di soccorrerla, ma è stato colto da un malore. Altre persone hanno chiamato i soccorsi, ma i medici giunti sul posto con l'ambulanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Latisana in stato di shock. Venezia. Paura poco prima delle 7 per lo scoppio di una caldaia al primo piano di un'abitazione di Sestiere Santa Croce. In breve sono arrivati i vigili del fuoco che hanno raggiunto l'edificio con 2 squadre per mettere l'area in sicurezza. Sono saliti, hanno spento le fiamme che avrebbero potuto allargarsi in maniera preoccupante. Sul posto anche i tecnici di Italgas per spegnere l'erogazione di gas e accertare i motivi del violento scoppio. Nessuno è rimasto ferito. Venezia. L'associazione costruttori edili ha denunciato la presenza di una banda che si aggira in provincia. Abbiamo ricevuto la segnalazione di alcuni casi, spiegano, e vogliamo mettere in guardia i cittadini, le pubbliche amministrazioni e le imprese. Si tratterebbe di una banda di truffatori vestiti in maniera distinta con accento inglese. Propongono di eseguire lavori di asfaltatura a prezzi decisamente inferiori a quelli di mercato, dicono. Sostengono di avere bitume avanzato da precedenti interventi, salvo dopo la posa chiedere un compenso di gran lunga superiore a quello pattuito, con minacce non solo psicologiche. Bisogna stare attenti.